Bentrovati amici, oggi parliamo di disturbi veramente molto diffusi, e cioè di gastrite, di reflusso gastroesofageo, di colite, di colon irritabile, ma parleremo anche di pancreas. Certe patologie sono purtroppo in aumento e diciamo subito che invece certi disturbi dell'apparato digerente in certe stagioni si fanno sentire in maniera più intensa. Oggi ne parliamo con il dottor Santi Mangiafico, che è il direttore dell'unità operativa complessa dell'azienda universitaria Policlinico San Marco di Catania. Ben trovato, grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, in primavera soprattutto, ma in certi momenti della nostra vita, quando si è più stressati, alcuni disturbi si fanno sentire in maniera, diciamolo pure, antipatica. La prima di tutti magari la gastrite, no? Chi non ci soffre? Chi non ha avuto anche una volta sola un episodio di bruciore, di fastidio? Esatto. Io partirei per dare un po' la dimensione di questi disturbi dai numeri, dell'epidemiologia. Basta pensare che la malattia del reflusso, che è un po' la patologia che più affligge la popolazione del mondo occidentale, ha una prevalenza nei paesi industrializzati del 33%, l'Italia in quest'onda ha una prevalenza del 25%, quindi una persona su 4 soffre di reflusso gastroesofageo. Ora io vorrei chiarire subito dei punti un po' per le persone che ci ascoltano. Allora, il reflusso del contenuto gastrico in esofago è un evento parafisiologico che normalmente possiamo avere tutti. Quando si parla di malattia da reflusso gastroesofageo bisogna cominciare a preoccuparsi quando questa condizione del passaggio del contenuto gastrico determina dei sintomi definiti fastidiosi o delle complicanze. E qui cambia tutta la partita. E ovviamente qui bisogna rivolgersi in prima istanza al proprio medico curante e successivamente al gastroenterologo, che può definire meglio la situazione sia in termini diagnostici che terapeutici. Ecco, molti pensano subito di fare una gastroscopia. Ecco, quando è indicata? Perfetto, lei ha centrato un hot topic, come direbbero i nostri amici inglesi, perché la gastroscopia in realtà è sicuramente un elemento che rientra nel percorso diagnostico della malattia del reflusso gastroesofageo, ma non è il momento diagnostico, perché la diagnosi della malattia del reflusso gastroesofageo è clinica. Esistono ormai delle linee guida diffuse e universalmente accettate che ci chiariscono le idee e quindi il paziente deve sapere cosa fare in queste occasioni. Quando abbiamo una sintomatologia, perché la malattia del reflusso ha due tipi di sintomi, tipici e atipici. Quello tipico è quello che sperimentano la maggior parte delle persone, il bruciore retrosternale con rigurgito. In questi casi non bisogna subito ricorrere all'esame endoscopico, ma bisogna fare un trial, il cosiddetto PPI trial con l'inibitore di pompa protonica, chiamato comunemente il gastroprotettore. Esatto, così per farci comprendere da chi ci sta seguendo. Si fa un trial di 4 settimane. Quindi per 4 settimane si prende il gastroprotettore. Esatto, se in queste 4 settimane la sintomatologia che era presente all'inizio va scemando addirittura a scomparire, ci abbiamo fatto la diagnosi. È una diagnosi di malattia del reflusso gastroesofageo responder all'inibitore di pompa protonica. E in questi casi che si fa? In questo caso bisogna spiegare bene al paziente e fare insieme una strategia nel lungo termine, ovvero intervenire la prima cosa è intervenire sullo stile di vita, quindi stile di vita e diaria alimentare, quindi far capire al paziente che determinate cibi per esempio, no? Determinati cibi non vanno bene, tipo, anche cioccolato, caffè. menta, caffè e le spezie, tutto quello che può irritare. Ma un'altra grande parte comunicativa è quella dello stile di vita, nel senso che bisogna eliminare i pasti abbondanti, perché quando lo stomaco riceve tanto cibo si dilata e quindi si va a creare quella pozza acida, quella sacca acida che poi tende a refluire. Quindi piccoli pasti magari spalmati su
più momenti della giornata. Non mangiare troppo tardi la sera. Non mangiare, esatto, ma sembrano delle raccomandazioni quasi, come dire, di poco conto, ma in realtà sono di buon senso e che poi vengono ripetuti spesso, solo che non tutti poi si allineano, è difficile, magari si torna a casa dopo il lavoro un po' tardi, il tempo di preparare, insomma. Io volevo ricordare ai nostri telespettatori il numero 342 7455 005, perché se volete rivolgere una domanda al dottor Mangiafico potete farlo attraverso un messaggio, ormai lo sapete, quindi è quello il modo per comunicare con noi in questo momento. Quindi andiamo avanti, abbiamo detto che la gastroscopia non è sempre utile e necessaria, non bisogna fare di testa propria, insomma, adottare queste semplici misure e si può già iniziare a capire che cosa fare. Esatto. Per quanto riguarda invece il colon irritabile, altro disturbo, grande disturbo che affligge tantissime persone. Partendo sempre dai numeri, se la prevalenza della malattia del reflusso è del 25%, il colon irritabile in Italia siamo intorno al 18-20%. Quindi diciamo che metà della popolazione o soffre di gastrite o di colon irritabile. Andiamo a beccare metà della popolazione, infatti. Qui un po' cambiano le cose, perché mentre la malattia del reflusso è un po' trasversale sulla popolazione, nel colon irritabile abbiamo una prevalenza nettamente a favore del sesso femminile, rapporto 3:1, e un'età di insorgenza nelle fasce giovani. Il colon irritabile, la tipica età di insorgenza è tra la seconda e la terza decade. Perché si ha il colon irritabile? Cos'è che determina questo disturbo? Questa è una bella domanda. Allora, è una patologia multifattoriale. Sono tantissime le variabili implicate nella genesi, nella fisiopatologia di questa patologia. Variabili che vanno da variabili alimentari, ormonali, psicosomatiche, e perché vanno ad incastrarsi in quella che è la grande sfera della patologia funzionale, perché in medicina le patologie si dividono in due grandi gruppi: le patologie organiche, quando c'è un danno d'organo. Hai l'ulcera gastrica, hai un buco nello stomaco e quindi quella è una patologia organica. L'altro grande filone, molto più complesso, attenzione sia in termini diagnostici ma anche in termini terapeutici, sono le patologie funzionali, dove l'organo è perfettamente integro, ma la funzionalità dell'organo viene meno. In questo caso l'intestino è perfettamente dal punto di vista anatomico integro, ma la funzionalità dell'intestino viene del tutto compromessa. E qui ci sono tutti i disturbi che queste persone soffrono, perché queste persone soffrono. Perché poi bisogna avere anche un contatto empatico con questi tipi di pazienti, certo, perché hanno dei sintomi veramente che minano la qualità della vita, ma vanno incanalati in un percorso diagnostico e terapeutico mirato. Ecco, viene spesso consigliata la colonscopia. Insomma, tutti, quando si parla di prevenzione, molti medici insomma raccomandano la colonscopia da fare ogni tot numero di anni. Lo possiamo confermare questo o no? E per chi è indicata? Bellissima domanda, perché la colonoscopia ha delle indicazioni fondamentali. Viene indicata innanzitutto nello screening della patologia oncologica e quindi nei soggetti sopra i 50 anni con un sangue occulto positivo, perché il primo step da fare è la ricerca del sangue occulto fecale. Sì, ne abbiamo parlato in un'altra trasmissione, praticamente l'ASP lo offre gratuitamente, basta anche rivolgersi a una farmacia che ha una convenzione con l'ASP, basta chiedere, è praticamente un kit semplicissimo, è un esame che si svolge a casa. Esatto. Quindi non c'è nulla di invasivo, ma è veramente una cosa così semplice, esatto, che è salvavita. Purtroppo pochissimi sanno. Conoscono, è una salvavita, perché appunto si possono avere delle positività che portano poi alla colonoscopia. Questo, esatto, per quanto riguarda il campo dello screening. Quindi la prima cosa da fare è questa. Poi nel campo andando a riallacciarci con il colon irritabile, normalmente la coloscopia nell'algoritmo diagnostico non ha un ruolo. Quando invece ci sono dei sintomi o segni di allarme che andiamo adesso a elencare, la coloscopia è assolutamente indicata. Quando allora bisogna allarmarsi? Quando c'è un dimagrimento, un calo ponderale che non si può spiegare in altro motivo. Quando c'è un'amizzazione, si fa un prelievo del sangue e si hanno dei valori di emoglobina molto bassi. Quando si hanno dei sanguinamenti sia di origine dalla cavità orale, soprattutto da sanguinamenti rettali,
allora lì ovviamente è un segno d'allarme che va subito indagato. Ecco, quando ci sono con un target di età sempre superiore alla quinta decade, solitamente le popolazioni giovanili, i sanguinamenti rettali sono più che altro da correlare alla patologia emorroidaria. Quando ci sono uno di questi sintomi, allora la coloscopia diventa assolutamente indicata. Quando non ci sono questi sintomi si fa un discorso clinico, ci sono dei criteri diagnostici che si applicano per fare la diagnosi e poi di conseguenza la terapia. Ringrazio dottore perché è veramente chiarissimo nella sua spiegazione. Sto notando che stanno arrivando tantissimi messaggi, ora andiamo magari in pubblicità così io li leggo con calma e li rivolgerò al dottore Mangiafico. Ma restate con noi perché parleremo anche di pancreas e sappiamo quanto siano in aumento certe patologie e il dottore Mangiafico ci darà delle informazioni non solo utili ma ci farà conoscere anche degli accertamenti, insomma tutta l'attività che viene svolta al Policlinico San Marco di Catania assieme al centro di Verona, che sappiamo che è un centro di eccellenza. Quindi restate con noi, ci vediamo fra pochissimo. Eccoci, stiamo parlando con il dottor Mangiafico, che è il direttore dell'unità operativa complessa dell'ospedale Policlinico San Marco di Catania. Stiamo parlando di disturbi gastrointestinali, ma parleremo anche di pancreas tra pochissimo. Intanto rivolgo al dottore alcune domande che sono arrivate. Una nostra telespettatrice ci chiede se c'è correlazione tra il fatto di avere la tachicardia subito dopo aver pranzato. Allora, questa è una correlazione che troviamo spesso nei nostri ambulatori perché molte volte la malattia da reflusso gastroesofageo è sostenuta da un'ernia iatale, c'è una porzione di stomaco che attraverso lo iato esofageo migra in cavità toracica. In cavità toracica lì cosa c'è vicino? C'è il cuore e quindi dilatandosi lo stomaco, la porzione intratoracica dello stomaco può dare vita a dei fenomeni di tachicardia che potrebbe essere correlato, assolutamente sì. Ecco, un'altra nostra telespettatrice dice mio marito ha smesso di fumare e guarda caso dopo aver smesso invece soffre di reflusso. È possibile questo? Sembra un po' strano. Allora è un po' paradossale perché il fumo è un fattore di rischio per la malattia. Forse diventa più nervoso? Potrebbe essere che cambiando le abitudini di vita il target sia diventato lo stomaco e l'esofago. Potrebbe essere correlato, sì. però non è detto. No. Un'altra domanda molto particolare, non so se è un uomo o donna, comunque non soffre di bruciori, però dice ho continue eruttazioni dopo aver fumato e dopo addirittura aver fatto la doccia, quindi può essere associato a un disturbo? Allora, in realtà poi la malattia da reflusso gastroesofageo va in diagnosi differenziale con delle patologie funzionali dell'apparato digerente superiore. In primis questa è la dispepsia funzionale, che mi sembra che sia un po' il caso del telespettatore, quindi certo, andremo più su quel versante. Va bene, direi di passare all'altro argomento. Parliamo del pancreas, pancreatiti, tumori al pancreas. Ecco, quali sono le novità del San Marco e del Policlinico di Catania e parliamo anche di questi disturbi. Intanto purtroppo il tumore al pancreas è in aumento, ma non si sa bene cos'è che lo determina. Esatto, la patologia pancreatica è in netto aumento. Secondo le stime epidemiologiche nel 2040 sarà la seconda causa di morte per tumore, quindi stiamo parlando di numeri veramente importanti e purtroppo dal punto di vista terapeutico rispetto ad altre neoplasie nel mondo siamo un po' in ritardo, non riusciamo a essere curativi nel 100% dei casi, anzi in questo momento storico in una percentuale bassa dei casi. Quindi c'è molto interesse nel mondo scientifico per cercare di creare dei percorsi terapeutici per i vari tipi di paziente. C'è la patologia benigna e le pancreatiti, come lei ha ricordato, che fortunatamente si curano. Per i tumori del pancreas le cose al momento stanno un po' diversamente.
lo sforzo che l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Catania ha voluto fare per il territorio è quello di creare una sorta di pancreas unit, cioè dove più specialisti collaborano in sintonia per offrire al paziente un percorso il più lineare possibile con la presa in carico del paziente. E l'azienda, proprio in quest'ottica, ha stipulato una convenzione con l'Istituto del Tumori del Pancreas di Verona, che è sicuramente un'eccellenza non solo italiana ma anche europea, e dove noi collaboriamo con il personale di Verona, con dei gruppi multidisciplinari, dei meeting, e dove discutiamo i pazienti offrendo loro uno standard di assistenza assolutamente di altissimo livello. È un tumore che non perdona o ci sono persone che invece riescono a superare questo tipo di tumore? Allora, purtroppo si arriva alla diagnosi del tumore del pancreas in uno stadio dove ormai lo spazio per la chirurgia è poco, cioè ormai è una malattia che si è diffusa, quindi... Perché è una malattia silente fino a quando si scopre, ma è Esatto, troppo tardi. Troppo tardi. Ma ci sono degli accertamenti che si possono fare per evitare appunto di avere una diagnosi tardiva e dunque... Assolutamente, questo è anche il motivo di tutto il percorso che la nostra azienda offre al territorio. Manca un markers biologico ed una modalità di screening per il pancreas. Però è chiaro che se noi tramite delle metodiche nuove ad alta tecnologia come la risonanza magnetica e l'ecoendoscopia, che noi nel nostro reparto di gastroenterologia assolutamente facciamo con grande competenza, che ci permette di intanto fare una diagnosi, perché bisogna fare una diagnosi istologica andando a prelevare un pezzettino del tumore, e poi in questo modo accelerando il percorso del paziente, che va discusso nel team multidisciplinare dove c'è il gastroenterologo, c'è il radiologo, c'è l'oncologo e c'è ovviamente il chirurgo, con l'idea finale di offrire una chirurgia radicale in maniera che il paziente possa guarire. Ma ci sono dei campanelli d'allarme che possono farci sospettare un tumore al pancreas e quindi, come dire, avere una diagnosi quanto più precoce possibile? Allora, sicuramente, come ho detto, è un po' un killer silente, però si possono come dire, captare dei segnali precoci. In primis è il calo ponderale. Il paziente che sta bene, in buona salute, comincia a perdere 5-6 kg in maniera inspiegabile, perché continua a mangiare, l'appetito è conservato negli ultimi mesi. Questo già potrebbe essere un campanello d'allarme. Le analisi al sangue non... Purtroppo le analisi dal sangue, gli indici gli enzimi pancreatici nella maggior parte delle volte sono normali o poco alterati. C'è un marker oncologico che è il CA19-9 che però comincia a essere elevato quando la neoplasia è diventata già di grandi dimensioni. Per tumori molto piccoli il marker laboratoristico non è affidabile. Siccome di tanto in tanto si fanno delle ecografie all'addome, i medici spesso consigliano così come prevenzione fare un'ecografia. Ecco, l'ecografia può rivelare che c'è un problema al pancreas? L'ecografia sicuramente come esame di primo livello, quando il pancreas è visibile, perché per una questione anatomica è poco visibile alla sonda, ma nei soggetti magari che non hanno un adipe sottocutaneo molto pronunciato si riesce a vedere. Sicuramente l'ecografia, quando ci sono questi disturbi un po' diciamo generali, magari un mal di stomaco con un calo ponderale, sicuramente l'ecografia può essere in prima istanza l'esame da fare. O una febbre ricorrente senza sintomi, per esempio? Una febbre ricorrente, quella febbricola, quando si parla della febbricola, la febbricola ricorrente soprattutto nelle ore serali potrebbe essere anche un campanello d'allarme di neoplasia in generale, quindi anche in questo caso sicuramente l'ecografia come esame di primo livello è quello più indicato, e poi apre evidentemente la porta a tutto il secondo livello, dove ci sono le metodiche che abbiamo detto prima, quindi l'ecoendoscopia piliopancreatica, la TC, la TAC ovviamente, e la risonanza magnetica. E cosa ci sono, come dire, possiamo dare dei consigli per, come dire, evitare di incorrere
in questo tipo di tumore? Allora, quello che possiamo fare sicuramente è in questo momento insistere su uno stile di vita, adeguato, evitando anche quegli alimenti che già sappiamo possono essere cancerogeni, e fare dell'attività ovviamente sportiva, però a volte questo non basta, perché il problema che secondo me nei prossimi anni verrà svelato è che c'è tutta una predisposizione genetica, però ancora non è stata svelata qual è il gene responsabile della proliferazione neoplastica. Questo sarà il futuro, non ancora il presente. Ma parliamo di qualcosa che è sicuramente meno drammatico di un tumore, le pancreatiti. Anche queste è un'infiammazione del pancreas, e anche queste in aumento. E mi ha fatto riflettere recentemente Luciana Littizzetto, lo conosciamo tutti, è una comica che vediamo spesso in televisione, che ci spiegava, dice, mi sono dovuta ricoverare per questa pancreatite, io che invece mangio come se fossi un pulcino, insomma, lei sostiene di aver avuto sempre uno stile di vita piuttosto sano, di mangiare, di evitare certi cibi, eccetera. Ecco, anche lì la pancreatite, cosa è determinata? Allora, la pancreatite riconosce fondamentalmente due grandi eziologie. Quella, la fetta più grande della torta, è la pancreatite biliare. Cioè quando ci sono dei calcoli che magari stanno della colecisti, migrano attraverso il coledoco, che è il dotto che porta la bile in duodeno, quando vanno a fermare lo sbocco del pancreas viene la pancreatite, che è un'esperienza che non auguro a nessuno, perché ci sono varie forme di pancreatite, da una pancreatite lieve edematosa che insomma si risolve in poco tempo, a pancreatiti necrotiche emorragiche severe dove ci si può lasciare anche le penne. Quindi è una patologia in grande aumento e bisogna essere trattata nei centri specializzati del pancreas. Qualcuno ci scrive: nel 2018 si è riscontrata attraverso un'ecografia una cisti al pancreas, da allora è sempre lì, cosa bisogna fare? Benissimo, altro grande capitolo, le lesioni cistiche del pancreas, che sono delle lesioni precancerose, e una volta individuate, la maggior parte delle volte sono degli incidentalomi, si fa un'indagine per un motivo e si scoprono, però una volta individuate vanno tenute sotto controllo con delle risonanze o delle ecoendoscopie a carattere annuale o biennale, insomma a seconda delle dimensioni, ma bisogna vedere se il trend del cisti è in aumento. La maggior parte rimangono stabili nel tempo e quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi, diciamo sempre tenerla un po' sotto controllo però, perché insomma, se si ingrandiscono e allora poi bisogna prendere altri provvedimenti. Qualcuno ci riporta alla gastrite e ai reflussi, al reflusso. Una signora ci scrive per la figlia che è molto giovane ma da sempre ha questo disturbo, prende il gastroprotettore, dice: ma una ragazza così giovane lo può prendere a vita? Questa è una bella domanda, perché c'è stato un alert della società americana che gestisce la parte farmacologica, perché questi inibitori di pompa, che sono stati un po' abusati negli anni 90, dobbiamo dire un po' la verità, a lungo daranno degli effetti collaterali. E quindi bisogna ottimizzare il dosaggio e soprattutto ottimizzare l'indicazione. Vanno assunti solo se c'è un'indicazione forte, riallacciandoci al discorso che abbiamo fatto prima sull'algoritmo diagnostico e terapeutico. Certo, quindi insomma in soldoni, che consigli in chiusura possiamo dare ai nostri telespettatori, sia per quanto riguarda il pancreas, per quanto riguarda il reflusso, il colon irritabile, insomma solo ed esclusivamente lo stile di vita, evitare certi farmaci, insomma si parla spesso di integratori, di antiossidanti, cioè, è un mondo a parte quello, ecco, di chi ci dice la vitamina D, insomma fare dei miti che... Esatto, la vitamina D che sarebbe, come dire, così importante nella prevenzione dei tumori. Ecco, sono tutti miti da sfatare, c'è qualcosa di vero? No, allora, qualcosa di vero e tanti miti costruiti attorno. Quello da cui bisogna partire, e lo voglio stressare questo concetto, è uno stile di vita adeguato e uno stile alimentare assolutamente consono. Eliminare il fai da te, affidarsi a dei professionisti, in prima istanza il medico di base, perché è il primo contatto, che non deve essere mai bypassato.
e poi affidarsi a delle gastroenterologie complete che possono offrire servizi a 360 gradi per accogliere tutte le varie patologie, perché il tubo digerente è enorme, parte dall'esofago fino al retto, passando per il fegato, il pancreas, quindi sono tante malattie, ma bisogna dare delle risposte comuni a tutti questi tipi di patologie, quindi una gastroenterologia assolutamente che dia risposte a tutta questa miriade di problemi che la gente poi va a comunicare. Poi in farmacia vediamo una miriade di probiotici, ecco, questi periodicamente si possono prendere, sono utili? Allora, bisogna fare una distinzione perché ormai quella che è la dicitura del fermento lattico, i fermenti lattici non esistono più, si parla di probiotici e di prebiotici, sono sicuramente dei presidi che, come dico io, male non fanno, però dobbiamo capire che non sono in grado da soli di risolvere tanti tipi di problemi, sono dei presidi che vanno a coadiuvare sicuramente un iter terapeutico però ben disegnato. Qualcuno ci chiede cos'è un tumore neuroendocrino. Stiamo scendendo sul sottile. Allora, il tumore neuroendocrino è una neoplasia che origina da tessuto, da cellule a carattere endocrino. E nel tumore del pancreas vi è una parte di tumori neuroendocrini che, dobbiamo dire, rispetto all'adenocarcinoma duttale tipico ha una prognosi più favorevole. Ecco, su questo qua, se arrivi in tempo, la terapia può essere curativa e radicale con un'aspettativa di vita perfettamente normale. Ultima o forse penultima domanda, già qui scendiamo ancora più nel tecnico perché l'IgG4, però. Intanto spieghiamo cos'è perché non tutti lo sanno, dice come si cura? Allora, questa è una domanda veramente da congresso, direi. Allora, la malattia IgG4 è una malattia emergente e nell'ambito del pancreas, per intenderci, si innesta anche perché è una malattia autoimmune, cioè ci sono delle immunoglobuline che si rivolgono contro i tessuti, contro il self. Esiste la pancreatite autoimmune IgG4 relata. Quando c'è una pancreatite che non si riesce a capire cosa sia, bisogna sempre pensare a questa eziologia autoimmune che può andare, diciamo, parallelamente a defezione di altri organi, quindi è una malattia sistemica dove può essere correlato anche il pancreas e le IgG4 sono un marker che è usato per la diagnosi. Ultima domanda perché chiaramente dobbiamo chiudere, un nostro telespettatore ci dice, nonostante la sera prenda, specifica il nome del farmaco, comunque sono le famose bustine contro il reflusso, la mattina però si alza lo stesso con colpi di tosse, con dei disturbi. E questo potrebbe essere un classico esempio di disturbi atipici della malattia del reflusso gastroesofageo. Forse non basta solo a prendere il famoso stick o assolutamente no. Diciamo. No, perché va studiato il paziente magari con altre figure come l'otorino o l'optomologo che possa andare ad escludere le patologie delle alte vie respiratorie o del cavorale. Bene, io direi che abbiamo veramente cercato di spiegare nel miglior modo possibile, abbiamo cercato anche di rispondere a tutte le domande che sono finora arrivate al nostro numero, vedo che ne arrivano tante ancora, ma il tempo a nostra disposizione si conclude qui. Grazie dottore, grazie alla regia, grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui, alla prossima.